zero la temperatura, potrebbe farlo perché le termiche saranno fredde. Chiaramente un contadino che ha l'esperienza per capire che effettivamente è il rischio, questo sì. Però capire fino a che punto può andare giù, magari non te ne rendi conto, magari se fa un +3 per certi tipi di coltivazione non serve che mi alzo alle 4 la mattina per andare a proteggere, posso fare il letto. Se mi va sotto magari sì, se mi va sotto è +3 mi suona l'allarme, parto, vado a proteggere la pianta, quello che sarà. Questa è, ripeto, una cosa utilizzata tantissimo negli altri stati, noi non la utilizziamo poco diffusa, però la cultura meteo, quando parlavamo prima, questa è la cultura meteo, cioè non è l'app che mi scarica se non mangio la nuvoletta non c'è, la cultura meteo è l'utilizzo della meteorologia, di quello che la scienza ci ha dato e ci sta dando come tecnologia, come aiuto per le attività di tutti i giorni, ma un utilizzo serio, cioè non da rospo, una cosa che può servirci per tutte le nostre attività. Dopo sento gente che mi dice no, non mandare le previsioni, non mi interessa perché mi piace vivere, che domani non so cosa che è, non è così, benissimo. Giustamente, rispetto pienamente, nel senso che uno dice no, ma mi alzo perché fa. Sono perfettamente d'accordo, nessun problema. Chiaramente non tutti abbiamo questo interesse, cioè, assolutamente, anche è giusto che sia così, insomma. Però magari se tutti pianifichi di fare una cosa o l'altra, minimo di stare attento a qualcosa di più serio di quello che ti propongono, uno può essere interessato, ripeto, spesso per motivi di lavoro, non solo per motivi di svago. Logicamente sarà per capannoni, serre... Sì, questa qua puoi metterla dove vuoi, sì. No, utilizzato. Sì, prego. L'utilizzo maggiore sarà per quelli che fanno cultura in serra o capannoni. O capannoni, sì, perché quello che non può... sportelli a reazione. Sì, quello che non può prevedere purtroppo questo sia la grandine. Nel caso dovesse grandinare, no, lì, questo non può dirtelo se non la grandina. Dico di più, difficilmente un meteorologo può dirti che farò la grandine, perché la grandine purtroppo è un problema enorme che può colpire a fasce, a zone, anche di 500 metri. Cioè, è praticamente impossibile prevederlo. Tu sai che ci sono le possibilità che domani avvenga un temporale con grandine, non potrò mai sapere dove. Quale sarà la zona che lo colpisce maggiormente, quale meno. Questo è impossibile. Attualmente, ancora per le conoscenze che abbiamo. Per cui il problema della grandine è di calcolare in maniera. Cioè, la grandine si forma a che altezza? La grandine si forma a vari strati d'altezza, scendendo dal cielo, perché si forma partendo dal lato dove può trovare uno strato d'aria calda. Trova sotto strato d'aria fredda, quindi scendendo diventa grandine, ghiaccio. Ritrova uno strato d'aria calda, si fonde di nuovo per trovare pioggia, all'ultima parte trova un altro strato d'aria fredda, torna quindi ancora freddo, grandine, non fa in tempo a diventare nero ovviamente come dovrebbe fare durante l'inverno, e cade sotto forma di ghiaccio. Gli ultimi strati, gli ultimi 100 metri di caduta non fanno in tempo a fonderla completamente e viene giù il blocco di ghiaccio, quindi praticamente per differenza di temperatura negli ultimi strati dell'atmosfera. E questo non si può... Sì, si può, se no, infatti dicevo, è possibile, però tu non puoi sapere esattamente dove lo farà. Sai che in quella zona lì c'è questo rischio, può dirti che succede a Mezzane e non succede a Bologna o là, no, però se è solo fortuna se uno dice la grandine a Mezzane e poi si realizza. Perché ultimamente si sente più che altro tanta grandine quando è l'estate. Sì, è grande. Perché chiaramente però più i temporali sono intensi, come dicevo prima, i fenomeni diventano estremi, più probabile che possa succedere anche la caduta dei grandini. La grandezza dipende un po' quanto ci manca, perché volevo fare anche un po' di fisica dell'atmosfera. La grandezza della grandine, cioè, dipende, noi nelle nostre zone abbiamo mai avuto cose enormi, bisogna andare in India per queste cose, ma dipende sempre. Sì, ma mai a livelli dell'India, cose così. Sono a livelli. Comunque bisogna dire che la pianura padana, effettivamente, il veronese, è una delle zone con più alta probabilità di grandine, la più alta al mondo. Cioè, più forte della nostra c'è solo l'India, alcune zone dell'India. Alcune zone dell'India che sono molto pericolose. Poi la nostra, il Piemonte, anche un po' in Puglia in alcune zone. Sicuramente la nostra però è una di quelle che ha maggiori problemi, quindi è molto più pericolosa questo fenomeno. Ecco, diciamo che tra il clima di Verona, fondamentalmente, sarebbe un buon clima, nel senso che al di là del fatto che abbiamo delle estati, ripeto, l'anomalia dell'anno scorso non si dovrebbe ripetere a breve, è un po' come dire
che si ripetesse domani il caldo eccessivo del 2003, quello sarà, sì, magari ci si va vicino ma sarà difficile. L'estate scorsa è stata anomala, un'altra estate così, anche se non sappiamo adesso cosa farà, la vedo dura, cioè, potrebbe succedere, insomma, veramente raro, 2 estati di fila così piovose come quella non so, non fredde, non è stata niente fredda, alla fine le prendere le medie è stato normale. Sì, ma attenzione perché appunto dico che era fredda, non era niente fredda l'anno scorso, è normale, alla fine era leggerissimamente, ma proprio di poco, sotto le medie degli ultimi anni, ma proprio poco, quindi fondamentalmente era normale. Era tanto piovosa, questo sì, estremamente piovosa, una cosa allucinante, una cosa che io non ho mai visto in tutti i riscontri che ho fatto fino adesso, nonostante per esempio quella del 76 o del 78 estate dove pioveva anche quasi tutti i giorni, però non a questi livelli incredibili mai, cioè impossibili. Quindi il fatto che si ripeta da un anno all'altro è molto improbabile, ma non è escluso. Quindi è più probabile che quest'anno torni un'estate, non dico calda, quello non lo so, ma più o meno più stabile, anche perché se avete visto, come dicevo prima, da settembre dell'anno scorso il trend della pioggia è calato. Quindi stiamo entrando in un altro periodo, probabilmente potrebbe durare 1 o 2 anni, dove si potrà piovere, ma non credo, non penso ai livelli degli ultimi 2 anni. Allora quest'anno si spera che non piova tanto. Si spera. Sì. No, io sono una di Basta pregare. Quando c'è stata la riunione alle medie si è detto che in primavera è il periodo dove si piove di più, perché l'incidenza delle alluvioni è più alta, perché c'è normalmente il ghiacciamento, il fondersi della neve. Però quest'anno proprio hanno indicato poco anche in montagna. Sì, allora sì. Infatti quest'anno. I poveri diavoli come me fanno una previsione che quest'anno teoricamente dovrebbe andare meglio, poi non è detto perché se da Pasqua comincia a piovere, ti fa 3 mesi di sole e pioggia, cambia tutto da nuovo. Dipende dalla danza della pioggia che fa. Sì, effettivamente in montagna, ma in montagna non sembra, c'è neve, non ce n'è tantissima, ma c'è. Infatti è la neve. Sì, non una roba esagerata, però c'è. Chiaro, è vero il discorso, perché in primavera tu hai la pioggia che ti manda normale, che ti arriva, più le temperature sono più alte, si fonde quella della montagna, quindi arriva anche quella. E può creare dei problemi, questo è vero. Quindi è vero che la stagione primaverile è quella che è più a rischio, ma non che dopo la stagione estiva non sia, perché se comincia a fare la scala dell'anno scorso, hai a rischio anche d'estate, come puoi andarci perfettamente anche d'autunno. Per cui sono tutte stagioni a rischio, sono tutte stagioni, cioè, non c'è una stagione, forse l'inverno è l'unica stagione dove potreste rischiare meno, teoricamente, perché l'inverno è un po' più difficile, però perché l'inverno comunque, per tanto che si metta a piovere in pianura, almeno oltre 2000 metri nevicherà, quindi non ti butta giù la pioggia della montagna, perché resta là, questo d'inverno sì. In primavera invece potrebbe piovere fino a 2000, anche 2500 metri in alcuni momenti, soprattutto se abbiamo lo scirocco che è un vento più caldo e quindi ti porta a temperature più elevate fino ad alte quote. Ma io ho visto la differenza però del clima di una giornata a un'altra, che certe volte la mattina c'è il sole, tutto in un colpo, piove una certa età e la sera piove. Beh, sì. No, c'è troppa differenza. No, dipende da quando. Il cambiamento del clima c'è. Sì, chiaramente, però i cambiamenti climatici poi non è che si riscontrano per l'andamento di un giorno, si deve guardare nell'andamento globale di un mese, ma neanche di un mese, di un decennio. Quello si può capire almeno di un decennio, se il clima si sta veramente modificando. E questo, come ho detto prima, uno, per esempio, perché ho detto prima è pericoloso? Per il fatto che negli ultimi 5 anni 3 siano così piovosi, questo è un segno. Questo è un segno del cambiamento, questo sì, ma non solo più piovosi, anche più caldi, sono tutti caldi. Sono caldissimi a livello globale, a livello di tutto il pianeta, l'anno più caldo è il 98, per il secondo è il 2014, il quarto, il quinto è il 2012, sono tutti lì, cioè non ce n'è neanche uno del 1940, 1960, sono tutti lontanissimi. E questo perché? Perché prima, poi passiamo a un altro argomento, perché la nostra atmosfera, e qua è proprio pura fisica, è composta da vari gas, perché noi quello che respiriamo tutti i giorni, ma quello che volevo farvi vedere prima, ma vabbè lo faccio così tanto, lo segno anche nelle scuole ormai su memoria, i gas che compongono l'atmosfera, adesso più o meno tutti li conosciamo, sono l'azoto
fondamentalmente, che è quello che più di tutti è quello che ha la presenza più massiccia, ed è il 78% dell'atmosfera composta di azoto, che tra l'altro è un gas invisibile, inodore, impalpabile, cioè, come neanche ci fosse, ma c'è, e occupa quasi tutta la composizione dell'atmosfera, e il 21%, quindi praticamente fino a raggiungere il 99% di ossigeno. Questi due gas sono i gas fondamentali. L'ossigeno ovviamente è fondamentale, perché altrimenti non saremo qua a discuterne di queste cose, perché è alla base della nostra vita e della nostra respirazione. Tutti gli esseri viventi, organici, quindi non vegetali, tutti gli esseri viventi ovviamente respirano ossigeno, per poi ispirare anidride carbonica, che invece è utile alle piante, le quali la raccolgono, ed ecco perché sarebbe opportuno mantenere buone vegetazioni, avere tanti boschi, avere comunque tanto verde, perché le piante trattengono l'anidride carbonica, visto che si nutrono di questa, e espelgono ossigeno, quindi ci danno aria che sarebbe utile a noi. Chiaramente il mare è pieno di sostanze vegetali, perché forse è la parte che ne ha più di tutti, perché il mare è composto da plancton e da una microfauna che noi non vediamo, ma che è sul livello del mare, sopra il livello del mare, che sono dei piccoli vegetali quasi a livello molecolare, che producono tantissimo ossigeno. Quindi abbiamo sia nelle foreste che nel mare. Però le foreste è un problema maggiore, cioè il disboscamento della foresta amazzonica, che è sempre peggiore, ma anche le nostre aree alla fine, perché cioè, ormai lo spazio per il verde è sempre minore, per cui... Però c'è un articolo oggi su Repubblica che sono in aumento le foreste sulla Terra. Oddio, sì, forse nell'ultimo... Non ho ancora letto tutto. Ma adesso sì, bisogna vedere cosa intendono. Beh, magari da un anno all'altro potrebbe essere che sia stato un lieve aumento. Se dopo prendiamo i 10-20 anni ultimi, rispetto agli altri, è una follia. Certo, se iniziasse un qualcosa di controtendenza, magari, perché sarebbe fondamentale. Quindi abbiamo visto che l'azoto e l'ossigeno sono i due gas fondamentali, ma nell'1% che manca ci sono alcuni gas che sono straordinariamente importanti, e senza di questi, dei quali noi non ci saremmo, perché comunque anche con l'ossigeno non saremmo qua a parlare. Uno dei più importanti è l'anidride carbonica, CO2. È fondamentale, per fortuna che c'è nell'atmosfera. Perché? Perché immaginiamo la Terra e il suo involucro, l'atmosfera. Se non ci fosse l'anidride carbonica, il raggio solare arriverebbe, verrebbe quindi a puntare la Terra, ci colpirebbe a una temperatura di 300 gradi, nel momento in cui la Terra gira, ruota e arriva la notte, se ne andrebbe completamente, avremo meno 200, meno 100, meno 200, perché non ci sarebbe nulla che trattenga il calore. L'atmosfera si è inventata 2 o 3 gas fondamentali, 3, che hanno il compito di trattenere questo calore, cioè la radiazione solare arriva, va sulla Terra, se ne va, ma viene trattenuta in parte, non tutta, da dei gas. Il più importante di tutti è l'anidride carbonica, che fanno quindi, creano quello che è chiamato effetto serra. Quindi quando parliamo di effetto serra, è un effetto fondamentale, non un effetto negativo, un effetto importante, assolutamente necessario per la nostra esistenza. Perché l'effetto serra dato dall'anidride carbonica e dal metano, che è un altro gas a effetto serra che trattiene il calore, sono gas che appunto sono fondamentali perché fanno in modo che questo calore che viene irradiato dal Sole non vada a disperdersi nell'atmosfera. E poi ce n'è un'altra componente polemica, sono tutti gas che hanno una percentuale di 0,03%, quindi quasi nulla. Ecco perché una variazione neanche di 0,01, 0,02 è tantissimo, perché su 0,03, cioè 0,06 sarebbe il doppio, e quindi è il doppio di quello che deve esserci. È pochissimo, ma è tantissimo dall'altra parte, per cui anche una minimissima parte in più è fondamentale. Questa quindi va a squilibrare quello che è il rapporto dell'entrata del raggio solare e del trattenimento del calore da parte della Terra a livello naturale. Tu lo squilibri mettendo ancora l'anidride carbonica attraverso l'utilizzo di carbon fossili, cioè del petrolio, perché le auto, le industrie termoidrauliche, tutte queste le aziende, le case, ogni qualvolta noi utilizziamo qualcosa a base di petrolio, buttiamo nell'aria l'anidride carbonica. Allora, detto che è fondamentale, perché non avremo queste sedi, non avremo il computer, non avremo tante comodità che abbiamo, quindi il petrolio è servito per il uso, automatizzare tutto, perché è servito per la nostra tecnologia, per far aumentare anche il nostro livello di benessere. Detto che ha fatto anche questo, però ha creato dei problemi. Chiaramente adesso cos'è il problema maggiore a livello mondiale? Il utilizzo di gas, non lo sappiamo, dovrebbe essere la ricerca di altre fonti energetiche
più consona al pianeta, l'energia solare sicuramente sarebbe la migliore, però non si sono mai fatti grandi studi in tal proposito perché è gratuita, quindi essendo gratuita non è tanta convenienza farla, mentre il petrolio finché ci sarà e finché c'è mantiene degli equilibri a livello mondiale che praticamente del quale dovrà finire prima che non lo utilizzeremo più, per cui dovremo semplicemente abituarsi al clima che cambia. E così. Per esempio, poi ci sono dei controsensi perché il metano, che è un gas serra, viene prodotto dagli animali, soprattutto dalle mucche, quando fanno i suoi escrementi sono di metano, cioè emanano metano. Quindi l'ONU ha invitato l'India a produrne meno, sono eliminate qualcune in più. Ovviamente l'India non l'ha accettato, queste sono delle assurdità, perché dice, con tutte le mucche che avete, chiaramente create un problema. Sì, per carità può essere, ma cioè, dire sì, per carità è vero, però è tutto per assurdo andare a prendersela con l'India con tutto quel resto che facciamo, insomma, con tutto il resto. Però cioè, a livello naturale esistono tanti modi per produrre metano, produrre anidride carbonica. Se poi noi lo aumentiamo a livello di qualcosa di non naturale, ma creato dall'uomo, quindi creiamo dei problemi appunto all'atmosfera che poi possono sono questi che abbiamo discusso fino adesso: aumento delle temperature, stagioni che cambiano, piovosità maggiore, andiamo incontro a una serie di problematiche. Detto questo, chiudiamo questo capitolo. L'altro gas importante che fa da serra, trattiene calore, è il vapore acqueo, quindi le nuvole, la pioggia, ed è normale, non ce ne accorgiamo semplicemente, basta che sia d'estate che d'inverno, soprattutto in pianura, una notte si presenti nuvolosa, sarà sicuramente più calda che non una notte completamente serena, perché se la notte è completamente serena tutto il calore che abbiamo raccolto durante il giorno andrà a disperdersi nell'atmosfera, verrà trattenuto quello che trattiene l'anidride carbonica, però gran parte viene disperso, quindi è normale spesso che le temperature della notte e della pianura siano spesso sotto zero, soprattutto in condizioni di giornate serene, mentre se arriva la nuvosità le temperature si alzano naturalmente, proprio perché il calore viene riflesso poi dalle nubi che lo rimanda sulla Terra, proprio perché è un gas che trattiene il calore. Un altro gas fondamentale della nostra atmosfera è l'ozono. Anche non ci fosse l'ozono, quello strato fondamentale di cui abbiamo bisogno, anche senza quello non saremmo qua a discutere, non solo senza l'ossigeno, perché l'anidride carbonica, perché è quello che ci salva dalle radiazioni ultraviolette del Sole. E quindi è molto importante. Per nostra fortuna lo strato che abbiamo alle nostre latitudini è abbastanza compatto, mentre ai poli, per natura, proprio dalla composizione della Terra, è molto più sottile. Ed è per questo che sia il polo nord che il polo sud si creano spesso dei buchi, il famoso buco dell'ozono. Si creano a livello naturale, per movimenti naturali, quindi una cosa normale. Non crea problemi a nulla perché in realtà non ci abita nessuno, cioè nemmeno gli orsi arrivano fino alle fasce più a nord del polo, sia a nord che a sud, quindi non crea problemi a nessuno. Diventa un problema se si espande e scende di latitudine, cosa che stava succedendo negli anni 70 con l'introduzione dei CFC, dei clorofluorocarburi, che erano contenuti nelle bombole spray o nei refrigeratori o nei condizionatori d'aria, cosa che purtroppo ci sono ancora, sono i frigoriferi, cosa che succede ancora adesso in maniera minore, ma ci sono ancora. Però quando sono stati messi al bando, il buco si è ristretto notevolmente, quindi segno che in scienza non è che si inventa le cose. Se una cosa fa un danno e tiri via il danno, va, se ne va. A meno, magari si vuole del tempo, però se ne va. Cioè in matematica 1 più 1 fa sempre 2, non può fare 3. Non si scappi da queste cose qua. Quindi lì si era visto, il problema lì non c'era petrolio da difendere, si era visto che comunque, al di là di tutto, se la temperatura aumenta del grado vivi lo stesso. Se ti fai il buco sull'atmosfera dell'ozono muori. Quindi nel giro di pochissimo tempo la specie umana sarebbe stata messa, tutta la vita sulla Terra poteva scomparire. Punto. Cioè, passava qualche anno, sarebbe rimasto qualche insetto con le corazze e basta. Quindi bisognava mettere rimedio, e il rimedio è stato messo. Naturalmente bisogna sempre controllarlo, lo fanno sempre quotidianamente, per il momento, e questo non è un problema. Tra l'altro l'ozono non è, tanti confondono, quando si parla del buco dell'ozono non ha nulla a che fare con la meteorologia. Cioè, è una sì, fa parte dell'atmosfera, ma il tempo non ha niente a che fare con il buco dell'ozono. Quindi, come abbiamo visto, queste qui sono le cose fondamentali. Vi dico, non so quanto tempo ho. Siamo in chiusura. L'ultima cosa, quella che chiedo sempre ai bambini quando vado nelle classi, e chiedo sempre ai bambini: voi riuscite a capire come
perché come si crea il vento. E ho avuto risposte migliori da bambini di terza, quarta elementare che non da quelli di primo superiore. Sono andato in certi licei, nessuno che parla. Sono andato in terza, quarta elementare, alcuni bambini magari non hanno dato la risposta giusta, però sono andati molto vicini. Allora adesso chiedo agli adulti. Sanno come si crea il vento. Dal calore. Il calore si sposta, il sole sposta l'aria calda, fa creare aria calda. Infatti, qualche bambino, a volte appunto dà la risposta che si avvicina, chiaro, il vento non è altro che la risultanza del colmamento di differenza di pressione o di temperatura. Per fare un esempio banale, proprio il più banale di tutti, è la corrente che si crea in casa quando si apre le porte opposte. La corrente è vento. Perché? Perché spesso è data dal fatto che apro una finestra al sole e una all'ombra. Ci sono quindi due temperature differenti, quella al sole più calda e quella all'ombra più fredda. Non solo ci sono due temperature differenti, ma ci sono anche due pressioni che schiacciano l'aria differenti. Quella al sole avrà una pressione più bassa perché la temperatura più alta muove le molecole dell'aria. Quella all'ombra avrà una pressione più elevata, quindi ci sarà più aria. È come dire che da quella all'ombra c'è più aria e di là ce n'è meno. Quindi nel momento in cui apro le due finestre è come se avessi dell'acqua, dall'acqua dove c'è più acqua va verso dove non ce n'è, per la teoria dei vasi comunicanti, e lo stesso l'aria mi andrà da quella all'ombra verso quella al sole. Creando quindi cosa? Colmando la differenza delle pressioni, creando il vento andrà a colmare la differenza delle pressioni. La stessa cosa la possiamo verificare, l'avrete fatto tutti, più o meno spero. Adesso sì, perché me lo chiedo ai bambini e a volte mi dicono di no, perché qualcuno volete non c'è andato. Penso che sì, quando si va al mare in spiaggia con la brezza della spiaggia. La brezza della spiaggia è creata da cosa? Proprio dalla fortissima differenza tra due superfici molto vicine. La spiaggia che ha la temperatura della sabbia di 50-60 gradi e l'acqua che arriva a 20-24 gradi. La differenza delle due temperature così enorme crea differenza di pressione in stati quindi così vicini, in due superfici così vicine. Quindi dalla parte della spiaggia l'aria calda, più leggera di quella fredda, tende a salire perché si muove in movimento ed è mossa cosa? Dall'aria invece più fresca che troviamo sopra il mare, che è più pesante, che va verso la spiaggia e quindi continua a creare la brezza, continuerà questo moto fino a quando? Fino a che le temperature delle due superfici cercano di equilibrarsi. Quando sarà la notte succede una cosa inversa, l'acqua tende a essere più calda della spiaggia, infatti se noi avessimo una barchetta e ci mettiamo sul mare, tenderà a spostarci perché c'è la brezza di mare, contrario della del giorno, proprio perché la temperatura dell'acqua sarà, perché l'acqua trattiene di più calore, sarà più elevata di quella della spiaggia, quindi viene l'effetto contrario. Di giorno brezza sulla spiaggia, di notte brezza nell'acqua. È proprio quindi la differenza delle due temperature che crea una comunicazione, perché la natura tende sempre ad equilibrarsi, in tutte le cose che fa tende ad equilibrarsi, quindi una pressione più alta tenderà ad equilibrare la pressione più bassa, più acqua tenderà ad equilibrare meno acqua, la stessa cosa. Quando lo spiego così i bambini di solito capiscono, quindi faccio, sì è vero, adesso quando andrò al mare voglio vedere il giorno che vado in spiaggia, perché alle 2 del pomeriggio, se siete nel vostro hotel o dove volete, se avete l'aria condizionata state lì a dormire o a fare i compiti, se invece non avete voglia di fare i compiti, spero che non ne abbiate tanta, perché all'estate andate, no, tanto avete tutto inverno, non avete voglia di fare i compiti e avete voglia di andare al mare, prendete tanto là, chiaramente non risposta il sole che il sole farà caldo, però in spiaggia se mi mettete dall'ombra ci sta bene. Ci sta bene perché c'è sempre la brezza, chiaramente la giornata serena deve esserci caldo. Ci sarà sempre la brezza perché proprio perché io lo spiego perché lì avete una temperatura molto elevata rispetto a quella del mare. Dopo, se uno va caldo, vai in acqua, sta bene che acqua. Ovviamente. Ma sul lago, ad esempio, anche lì c'è un bacino d'acqua. Del lago però è diverso. Può esserci qualche parte sul lago è difficile trovare la brezza, però qualche volta arriva perché è una questione di. È la stessa cosa, però creata dalle colline e dai monti che ha attorno. Quello è un po' diverso, però comunque questo succede anche nelle colline, chiaramente perché qua abbiamo le brezze, perché scende dai monti, l'aria che scende dai monti, lo stesso sistema, la stessa procedura, sono sempre zone contigue vicine, superfici vicine, con temperature più elevate e temperature meno elevate. Creano differenza di pressione viene colmata dall'aria. E questo non solo a livello piccolo, di casa, corrente delle case o spiagge, ma a livello globale. Si creano quindi grandi sistemi, le depressioni, le alte pressioni,
Difatti a fianco di un'alta pressione avremo sempre una bassa pressione, a fianco di una bassa pressione avremo sempre un'alta pressione. Così che arriva una perturbazione bassa nell'aria, la pressione tende ad aumentare, resterà lì qualche giorno, poi arriverà una bassa pressione che tenderà a farla abbassare, ovviamente alle nostre latitudini, mentre se vai nei deserti invece è diverso, siamo cellule lì, tende ad essere permanente, pressione alta appunto, quindi sempre sole, non tenderà mai, e lo stesso ai poli polari. Sì, perché sono alte pressioni, però termiche, cioè diverse, freddissime. Bene, penso che mi posso tornare qua, spero che